per rispetto non dovevi neanche presentarti. Le lacrime, la disperazione e poi, alla fine di una lunga giornata, la rabbia. È la madre di Miriam Ciobanu, insieme alla sorella nel giorno dell'addio, che, vinta dal dolore, si scaglia contro il fidanzato Tommaso Dal Bello. Non dovevi nemmeno presentarti, gli dice. Sul sagrato della chiesa ci sono anche i carabinieri. L'ultima notte della sua vita Miriam l'aveva passata con lui. Una discussione all'alba e poi lei che se ne va e nel buio viene centrata dall'auto di Alessandro Giovanardi, suo coetaneo, che a folle velocità stava tornando a casa dopo una serata, trovato poi positivo ad alcol e droga. Il feretro arriva al suono delle campane, una bara chiara con fiori freschi di ogni colore e margherite. Ad attenderlo la famiglia, tutti, mamma Adriana, papà Giovanni, Charlie, la sorella, Enrico, l'ex fidanzato, sono mano nella mano e si stringeranno anche in chiesa una mano nell'altra, forti, in un unico abbraccio. Stiamo qui per la forza dell'amore, per la forza della speranza, nella certezza di questo saluto che è un arrivederci. E allora, con tutto l'amore che abbiamo, con tutta la speranza che nutriamo, con tutta la fede che ci è possibile avere in momenti come questi, salutiamo Miriam. La vita è troppo breve per farci travolgere dall'odio e dal rancore. Amiamoci gli uni con gli altri, il messaggio di Don Gabriele. In chiesa anche i 3 sindaci uniti da questa tragedia, Pieve del Grappa, Fonte e San Zenone degli Azzelini. Bella dei tuoi occhi intensi e profondi, bella come i gigli del campo che il Vangelo ricorda, bella del tuo nome. Uniti nel dolore fino alla fine, ora servirà tempo per ricostruire e servirà farlo solo insieme.